Amici di Sportisiri, buon pomeriggio, buona Epifania da Francesco Cammuca, bentrovati al campo di Villa Sant'Alfonso di fronte Panormus e Vis Palermo, prima giornata del girone di ritorno del 2024 del girone A del campionato Elite allievi Under 17. Di fronte la terza e l'ultima della classe per quanto riguarda questo girone, Panormus che riparte appunto dalla terza posizione condivisa e con altre due formazioni di rango come il Cus Palermo e il Trapani davanti, altre due compagini sicuramente di spessore, ma di fronte c'è appunto la squadra che chiude invece la graduatoria, un solo punto ottenuto nelle prime 11 giornate, sicuramente non un bottino di grande spessore, ma sicuramente la voglia di iniziare bene il nuovo anno, così come vuole iniziare bene il nuovo anno la squadra allenata da mister Salvo Lo Giudice, che tra l'altro recupera dall'influenza che non gli ha consentito di prendere parte in panchina al Memorial Carmelo Bongiorno, che noi abbiamo seguito con le nostre telecamere, che il Panormus ha chiuso con un comunque positivo secondo posto alle spalle dei campioni del team calcio. Andiamo a vedere allora le formazioni in campo, partendo dalla Panormus di mister Salvo Lo Giudice, che si schiera andando in ordine numerico con Prestigiacomo in porta, numero 2 La Motta, numero 3 Boatta, numero 4 Geraci, numero 5 il capitano Mattaliano, numero 6 Provenza, numero 7 Bellingardo, numero 8 D'Amico, numero 9 Imperato, numero 10 Rampulla, numero 11 Cutrona. Dall'altra parte, mentre sta per partire la gara, dopo il fischio iniziale andremo a vedere la formazione della Vis Palermo allenata da mister Domenico Perrone. Inizia Panormus Vis Palermo, mettetevi comodi per seguire questi primi 90 minuti dell'anno e del girone di ritorno di queste due squadre, con la squadra di casa che guadagna subito un fallo laterale. Allora, formazione Vis Palermo con La Fata in porta col numero 1, poi numero 2 Pecorella, numero 3 Casisa, numero 4 Arena, numero 5 Lo Iacono, numero 6 Casisa Salvatore, mentre il numero 3 Casisa Francesco, numero 7 Moglie, numero 8 Sollena, numero 9 Nocito, numero 10 La Corte, numero 11 Ciulla. Il fallo laterale di La Motta in avanti, colpo di testa di Sollena, poi La Corte la gira in avanti a cercare Nocito, anticipato da Provenza, poi ancora si lotta in mezzo al campo, pallone spazzato dalla Motta che subisce fallo. Allora calcio di punizione, Vis Palermo che di fatto riparte da gran parte del gruppo che l'anno scorso ha giocato il campionato, l'anno scorso e 2 anni fa ha giocato il campionato dei giovanissimi regionali con la maglia del Cus Palermo, e che adesso si trova comunque ad affrontare una situazione diversa, campionato Elite al quale due team della stessa galassia, ovvero sia Cus Palermo e Vis Palermo, sono state coinvolte e tesserate grazie ai risultati dell'anno scorso. L'anno scorso Vis Palermo, che negli allievi regionali è stata guidata da mister Salvo Demmo, quest'anno spostato alla guida degli allievi appunto del Cus Palermo, per quello che è un gruppo che sta cercando di fare bene con tutte le sue formazioni. Intanto Geraci gira palla, torniamo in cronaca, La Motta indietro a Prestigiacomo. Dicevo del cammino della Panormus nel Memorial Carmelo Bongiorno, arrivato da imbattuto senza però riuscire a vincere il torneo vinto ai calci di rigore in finale dal team calcio di mister D'Angelo. Cammino comunque positivo per la squadra di Lo Giudice, che è stata guidata in panchina dal suo fedele assistente Carlo Caracausi.
Carlo Caracausi è il suo fedele cronometro, verrebbe da dire. Intanto Provenza, spalle alla porta, aggredito e fermato col fallo Bellingardo. Calcio di punizione in favore della Panormus. Per il momento fase di studio della gara, con ancora nessun tentativo verso la porta da una parte e dall'altra. Provessa a affacciarsi la Panormus con Rampulla, che prende in controtempo Boatta. E allora fallo laterale per la Vis. Se ne va ad occupare Pecorella. Pecorella lungo, la palla prolungata di testa da Ciulla, poi cerca di controllarla Sollena. Servizio sulla sinistra, cercare la corte, anticipato in fallo laterale. La rimessa per Francesco Casisa per la Vis, pallone verso l'area di rigore, prova a lottare Moglie, poi a centro area prova a farsi rispettare Nocito senza riuscirci. Vis che ripropone in avanti, la corte palleggia per evitare il fallo laterale, alla fine la Motta. Controllo e lancio, altro colpo di testa in avanti dei ragazzi in maglia bianca, colpo di testa di Provenza, poi ancora alimenta l'azione la Vis con questo inserimento di Nocito in posizione regolare, almeno a giudizio del direttore di gara. Poi riesce ad allontanare la difesa della Panormus, ma ancora Vis che propone, non arriva Ciulla. E allora Panormus che cerca di giocarla, si è fatto però male Moglie. Palleggia la Panormus, che ha dunque potuto riprendere il gioco dopo il problema occorso a Kevin Moglie, giocatore ben dotato sia fisicamente che tecnicamente, a volte un po' svagato di testa. Qui ci prova dalla distanza con la palla che viene bloccata. Mattaliano. La palla poi gestita da Provenza, ancora con Davide Mattaliano che va a lancio lungo a cercare Cutrona che si è inserito. Boatta prova ad arrivare, chiude in fallo laterale Arena. Alla rimessa per Boatta. Pallone lungo in area di rigore, di testa a Rampulla, prova a prolungare, altro colpo di testa in avanti, poi spazza via la difesa della Vis, ma ancora Panormus che palleggia con Geraci, fermato dalla corte, il quale la manda più lontano che può direttamente in fallo laterale. Fede. Rimessa verrà battuta da Marco Lamotta. Le indicazioni da una parte di Lo Giudice e dall'altra di Perrone per i loro ragazzi. Qui intanto colpo di testa a fermare l'azione, poi la mette fuori dal terreno di gioco lo Iacono. Rimessa in favore della Panormus, ancora con la Motta. Corto, ancora la corte che la mette fuori. Non badano a fronzoli i giocatori della Vis quando c'è da liberare la zona pericolosa del campo. Conclusione direttamente fuori. Ci ha provato Geraci, non trovando però la porta, e allora può andare al rinvio la Fata. Battuta lunga col colpo di testa da parte di Rampulla, rimessa con la Panormus, che per il momento si sta mettendo con D'Amico come riferimento un po' più avanzato e con Bellingardo e Imperato a sostegno, quasi un albero di Natale, considerando anche il periodo anche abbastanza accurata come scelta tattica. Tanto fallo laterale per la Vis con Francesco Casisa che asciuga il pallone. C'è ancora qualche residuo delle piogge che già dalla mattina hanno interessato Palermo. Per fortuna per il momento non piove. Intanto Cutrona prova a lanciare, c'è la chiusura, ancora Cutrona col secondo tentativo per la corsa di Rampulla, esce la Fata a ridosso
nell'area di rigore, cammina nervosamente davanti alla sua area tecnica Salvo Lo Giudice. Sa che è fondamentale mettere subito la partita sui binari giusti, però per il momento, dopo i primi 8 minuti di gioco, si è vista una buona vis. Qui intanto Rampulla non arriva neanche su questa palla, anzi è D'Amico. Battuta lunga del fallo laterale, spizzata, poi la Motta protegge l'uscita in fallo laterale con la Corte che aveva cercato di prolungare verso i compagni. La girata di Bellingardo, cerca e trova Imperato che fa passare su Boatta, corre Boatta, pallone per vie centrali, anticipato Cutrona, poi lotta e cerca di evitare il fallo laterale, Arena non ce la fa. Praticamente un corner con le mani adesso per la Panormus, con Boatta che andrà verso l'area di rigore, anche perché non è lontana. Battuta addirittura sul secondo palo, colpo di testa e la parata sul tentativo aereo da parte di Cutrona. Rinvio da parte di La Fata, prova a controllare Moglie che cerca di resistere col suo fisico. La Corte se la porta al sinistro, il suo piede forte, ancora la Corte, calcia, pallone fuori ma c'è fallo. Allora punizione, fallo di Mattaliano se ho visto bene. E dunque occhio a questo piazzato per la Vis Palermo. Sulla palla si è portato lo Iacono. Ci sono 4 uomini in barriera per Prestigiacomo. C'è anche la Corte che però ha preso la rincorsa col piede debole. Attenzione anche all'eventualità di un tocco per la Corte, visto che c'è tutto il lato destro sguarnito, proprio il lato destro, ovvero sia il primo palo. Viene cercato dallo Iacono, conclusione da dimenticare però. E allora può andare dal fondo Pietro Prestigiacomo. Ricordiamo che questa partita di fatto è l'antipasto per quel che riguarda Sportisili per le dirette del weekend. Ce ne saranno tante. Intanto c'è un fallo a palla lontana e l'ammonizione per Arena. Fallo a palla lontana su Bellingardo. Dicevo, antipasto di una lunga domenica di dirette targate Sportisili tra calcio dei grandi e calcio dei più piccoli. Si parte domani con 2 appuntamenti, entrambi targati Academy Palermo Calcio. Alle 10 la sfida dei giovanissimi Elite contro il Castelvetrano Selinunte, poi alle 14 i giovanissimi provinciali Under 14 contro l'ATF e poi altre 5 gare tra promozione d'eccellenza. Colpo di testa di La Motta fuori. Per quanto riguarda l'eccellenza trasmetteremo in diretta 2 partite, ovvero sia Pro Favara Geraci e Super Giovane Castelbuono Fulgatore. Per quanto riguarda la promozione sono 3 le gare in programma sui nostri canali, in ordine puramente alfabetico: Bagheria Empedoclina, Partinica Audace San Vitolo Capo e San Giorgio Piana e Carenze. Tutte in diretta esclusiva integrale sul nostro canale YouTube, al quale vi invitiamo a iscrivervi. Naturalmente tutto in forma gratuita, per chi clicca su iscriverti è veramente il gesto di un secondo, per noi è qualcosa di più.
E poi naturalmente vi invito anche a cliccare sulla campanellina per farvi arrivare le notifiche non appena un nuovo contenuto arriva sul nostro canale, che sia una diretta, che sia un highlights, che sia un'intervista o qualsiasi altro contenuto video, short o appunto in diretta, prodotto appunto da Sportisini. Intanto attenzione a questo cross, palla che rimbalza, poi lo allontana Rampulla, prova a far salire i compagni, il controllo di D'Amico che viene però fermato, ancora Visca cerca di attaccare, inserimento di La Corte, ma c'è stato un fallo di mano di Moglie e allora punizione Panormus. Oltre, intanto dicevo, oltre alle 7 dirette in programma domani, anche spazio per le immagini in arrivo dal Fiorilli di Casteldaccia, dove si giocherà Casteldaccia Don Carlo Misilmeri di eccellenza, e poi anche dal Comunale di Lascari, dove il Lascari Cefalù affronterà il Valle del Mela. Anche in questo caso però soltanto highlights, oltre ai contributi post partita. E non dimentichiamo anche l'appuntamento della prossima settimana, a partire dalla prossima settimana, mercoledì, ogni mercoledì per tutto il mese di gennaio, con Pillole di Sessa, l'appuntamento con il calciomercato delle squadre siciliane. Ormai solo professionismo. Intanto qui Cutrone ha cercato di battere la rimessa, Pecorella lo ha ostacolato, allora seconda ammonizione in casa Vis Palermo. Si ripartirà naturalmente col fallo laterale. Rimessa laterale in quanto non era regolare il punto di battuta da parte di Cutrona. In ogni caso è stato punito per il gesto antisportivo Antonino Pecorella, secondo ammonito in casa Vis Palermo dopo Arena. Fischia l'arbitro, riprende il gioco, boatta con le mani, praticamente una punizione con le mani, colpo di testa, la palla smanacciata fuori e poi allontanata, ci è andato vicino Provenza. Ancora una situazione molto pericolosa. Bravo è stato la Fata a respingere. Qui intanto conclusione, ribattuta, colpo di testa di Provenza, forse sbilanciato, allontana la difesa, ancora cerca di uscire con Ciulla la Vis Palermo, poi Nocito con la sponda per Moglie, arriva dalle retrovie Pecorella che prova a far viaggiare Moglie, bravo Boatta, e allora prova a ripartire con Geraci, la Panormus, palla in verticale, fuori gioco di Imperato. La battuta lunga direttamente verso l'area della Panormus, prima Provenza, poi Mattagliano a mettere fuori, poi Cutrona evita, almeno così sembrava, l'uscita del pallone. Si ripartirà con un fallo laterale. E qui l'uscita. Mattagliano, il velo di Cutrona, poi la mette in fallo laterale Pecorella. Rimessa per Boatta, come al solito lunga, colpo di testa ancora di Pecorella, poi ancora a prolungare Francesco Casisa, si rimpossessa del pallone la Panormus anche se Provenza la gioca male e alla fine la allontana in maniera praticamente definitiva Arena. Qui Moglie stava per saltare sulla testa di La Fata, poi palla buttata via da Sollena.
La battuta lunga questa volta di Mattaliano, direttamente fuori. Rimessa per l'Avis. Dov'è? Quella che va a lungo con le mani. Moglie prova a giocarla ma non ci riesce. Allora Panormus con la giocata di Bellingardo. La Motta. Lungolinea ancora a cercare Bellingardo. Sponda che riesce. Cerca la giocata in verticale per D'Amico. Gli sbarra però la strada lo Iacono. E allora dal fondo la Vis col suo portiere La Fata. Pallone corto e poi calciato via da lo Iacono. Cercato Nocito che di spalla riesce a intervenire, però era in fuorigioco Nocito. Allora punizione Panormus. Non riesce il dribbling a Bellingardo. Rimessa guadagnata da Arena. Battuta della rimessa per Francesco Casisa. Poi Panormus che riesce a allontanare lo Iacono verso Pecorella. Scontro con Boatta. Evitato da entrambi, però rimessa Vis Palermo. Siamo nel corso del 20° minuto. Partita abbastanza equilibrata sul piano del gioco. Le palle gol le ha avute però la squadra di Lo Giudice, che qui però si deve difendere. Nocito, palla messa fuori ancora, doppia deviazione e palla in rinvio dal fondo, almeno così indica il direttore di gara. Anzi, calcio d'angolo allora. Primo tiro dalla bandierina, anzi fallo laterale. Questa prospettiva non è facile. Pecorella, attenzione alla palla dentro. Fallo sulla Motta, l'arbitro fischia. Punizione. Zoppica un po' Marco La Motta. Bellingardo riesce a passare, scambio con Rampulla che non si chiude. Interviene Mattaliano. Provenza la toglie dalla zona pericolosa, prova a lanciare, si inserisce Imperato, però ha capito tutto lo Iacono. Interviene in qualche modo Bellingardo, poi Cutrona non la tiene. Arena. Pecorella pressato da Imperato, la palla rimane in campo e allora la deve togliere dalla zona pericolosa Salvatore Casisa. Invio di La Fata. Geraci controlla, poi la gioca. Cutrona col tacco male. Poi non riesce ad arrivare Geraci, allora riparte la Vis con il lancio per Moglie. Posizione regolare, uscita di Prestigiacomo. La battuta di Provenza, non granché questa giocata. Boatta deve impegnarsi, in qualche modo resiste. Imperato ancora con un colpo di tacco non preciso. Era comunque punizione per la Panormus per il fallo. La punizione per Geraci quando siamo vicini alla metà del primo tempo. Moglie colpito in pieno, poi va a pressare su Boatta che la calcia più lontano che può. D'Amico, controllo, prova a girarsi, serie di finte, lo fermano senza fallo. Allora attenzione perché c'è un 2 contro 1, ma è bravo Prestigiacomo ad uscire. Qui intanto recupera palla la Vis, Nocito, la palla dentro, la corta, ingresso in area, va giù, non c'è nulla. Poi Moglie prova a recuperare, ma Boatta meglio. Palla in avanti per la corsa di Imperato. Imperato fermato dall'intervento di Casisa. Rimessa però per la Vis.
Intanto comincia ad arrivare qualche goccia di pioggia. Rimessa per Pecorella, che attende il via libera dal direttore di gara per effettuarla. Rimessa lunga, colpo di testa da parte di Cutrona, poi lotta Imperato, la palla arriva a D'Amico che sguscia, viene fermato. Ciulla, palla in avanti, l'anticipo secco di Mattaliano. Rampulla, la sterzata, Rampulla per provare a resistere col fisico, Mattaliano, Cutrona in avanti, pallone intercettato però ancora chance per Cutrona, fermato da Arena. Con le mani Boatta e sarà ancora servizio dentro l'area di rigore, palla che rimbalza davanti alla Fata che la blocca. Fa salire i compagni, Gioele La Fata. Battuta lunga del numero 1 della Vis. La Corte resiste dalla prima carica, poi Geraci lo ferma e alla fine la Corte mette in fallo laterale, quasi colpendo il suo allenatore a bordo campo. Squadra ricchissima, anzi quasi totalmente composta da ragazzi del 2008, quindi quindicenni, dico quasi perché c'è sì un ragazzo del 2007 che è Arena, ma c'è anche un ragazzo del 2009 che però siede in panchina, si tratta di Riccardo Lopiccolo. Questa battuta dalla Vis, La Fata, battuta lunga che rimbalza, poi Bellingardo, Geraci, Rampulla, la conquista. La Motta, controllo di Bellingardo che però non la tiene in campo, allora fallo laterale per la Vis Palermo. Battuta di Loiacono, esce dalla sua area Mattaliano ma sbaglia, allora lancio di Ciullo a cercare, lancio di Ciulla a cercare Nocito che era però in fuorigioco. Mattaliano cerca e trova Boatta, subito aggredito sul primo controllo, poi Imperato non la gioca bene, la tocca poi anche con una mano e allora il direttore di gara che assegna una punizione alla Vis Palermo. Sta tenendo molto bene botta la squadra di mister Perrone, che ripeto gioca con una squadra imbottita di sottoetà. Loiacono, la battuta della punizione direttamente verso l'area, si è alzata tutta la linea della Panormus, si è alzato bene anche Prestigiacomo, prova adesso a ripartire, D'Amico che resiste al rimpallo, Imperato fermato dall'intervento di Salvatore Casisa, poi D'Amico, La Motta, Geraci, gira bene palla la Panormus, poi corridoio a cercare Imperato, esce però La Fata. Del numero 1 della Vis, palla direttamente in fallo laterale, si sta alzando anche un po' di vento che sta tagliando il campo in orizzontale, quindi non da una porta verso l'altra ma da un lato lungo verso l'altro, nello specifico vento che soffia in direzione delle due panchine, quindi i lanci lunghi rischiano anche di subire un condizionamento proprio nella traiettoria verso appunto le due panchine, come ad esempio il rilancio che ha fatto La Fata qualche secondo fa. Intanto arriva il pallone, La Motta può andare ad effettuare la rimessa, 28esimo minuto in corso, sempre 0-0. D'Amico qui calcia, trova la respinta, poi a vuoto Geraci, può partire Moie fermato dalla Motta, poi ancora alimenta l'azione la Vis con questo lancio, Provenza
Qui a vuoto il numero 6, la Corte, dribbla la Motta, ancora la Corte, palla per Moglie, posizione regolare, Moglie, il palo! E si salva qui la Panormus, ha calciato benissimo Moglie. E dunque ad un passo dal vantaggio la Vis. E diciamolo molto chiaramente, non ruberebbe decisamente nulla la squadra di Perrone se dovesse riuscire a passare in vantaggio. Qui Cutrona la fa passare, da Amico prova ad arrivare, lo anticipa Pecorella, rimessa Panormus che adesso forse può avvertire il campanello di allarme dalla palla gol avuta da Kevin Moglie. Bellingardo prova a passare, steso, punizione, qui è entrata un po' ingenua da parte di Francesco Casisa. Bellingardo spalle alla porta praticamente sulla linea laterale, non aveva molte chance di fare qualcosa di buono, alla fine si è preso la punizione. E qui attenzione perché essendoci i lati molto stretti non è difficile pensare ad un tiro in porta. Sul pallone si è portato proprio Andrea Bellingardo, che prende una rincorsa che lascia pensare ad un tiro verso lo specchio. Mezz'ora in corso, ne mette solo 2 in barriera. La Fata vuole vederla partire, anche perché il traffico in aria è abbastanza intenso. Punizione di Bellingardo, rasoterra, la blocca addirittura la Fata, ma la palla è entrata e allora Panormus avanti, vince l'effetto sorpresa scelto da Bellingardo, non riesce a tenerla la Fata e allora alla mezz'ora si sblocca la partita con la Panormus che passa a condurre. Qui, ripeto, l'effetto sorpresa di Bellingardo che non ha cercato una soluzione arcuata, non ha cercato una soluzione forte, ha cercato di passare vicino alla barriera. La Fata si aspettava un'altra traiettoria e nonostante l'abbia vista partire non è riuscito ad evitare il gol. Intanto fallo di Moglie su Provenza, punizione e, come dicevo prima, quasi come una sveglia, il palo di Moglie per la Panormus che neanche 2 minuti dopo è passata in vantaggio. Ma attenzione alla Vis con la Corte, tiro altissimo. Può andare dal fondo Prestigiacomo, mentre per chi fosse interessato spesso di più. Soffia però ancora un momento particolarmente pungente. Del resto siamo a inizio gennaio, stanno per arrivare anche i giorni più freddi dell'anno. Rimessa per Salvatore Casisa. Rimessa a cercare Pecorella che prolunga, arriva in qualche modo Sollena, poi Moglie, fermato. Ancora però Vis che cerca di imbastire senza successo. Rinvio però stoppato dalla Corte, la Motta torna sul pallone, rinvia a lungo, ma non ci sono compagni a ricevere. Pecorella intercetta Cutrone. Vai giù. A posto. È rimessa ancora per Pecorella. Colpo di testa a mettere fuori da parte di Bellingardo, che ricordo circa 2 minuti fa ha portato in vantaggio la Panormus. Punizione beffarda che ha bucato la Fata. Inutile il tentativo del numero 1 ospite di evitare che la palla varcasse la linea. Ultimi 13 minuti, qualcosina in meno prima dell'intervallo. Che a voto Rampulla di testa
Geraci, poi altro colpo di testa a mettere fuori. Sempre Geraci che non riesce a giocarla. Poi Moglie con questa palla che scende all'improvviso. La salva Prestigiacomo, ma qui pericolosa questa traiettoria. I giocatori della Vis reclamano invano il gol. Rinvio da parte di Prestigiacomo che se l'è vista brutta. Moglie riesce a passare su Boatta, ancora Moglie fermato col fallo da Geraci, giallo per il 4 in maglia gialla. Il direttore di gara invita l'assistente di casa Panormus a riprendere la bandierina in mano, anche una piccola conversazione con mister Lo Giudice che reclamava sia per l'ammonizione data a Geraci che per un'ammonizione non data invece a parti invertite. Intanto punizione, minuto 35 in corso. Sulla palla c'è lo Iacono, fischia l'arbitro. Lo Iacono cerca la battuta lunga, troppo forte però. Si risistemano in campo le due squadre in vista degli ultimi 10 minuti che partiranno tra qualche secondo. Partita senza particolari interruzioni, almeno fino a questo momento, quindi al momento non prevedo particolari prolungamenti in chiave di recupero. Qui grande aggancio di Cutrone che si gira attorno, prova a partire, poi cerca Boatta. C'è stata la deviazione, quindi rimessa per la Panormus. Boatta verso l'area, colpo di testa. Rilancio da parte di Sollena verso Moglie, di testa Mattaliano. Poi controllo e passaggio sbagliato di Geraci. Prova a partire Ciulla, fermato proprio da Geraci. Altra rimessa Panormus. Con calma, Manu. Rimessa per Boatta, ancora lunga, questa volta per cercare la metà campo avversaria. Bellingardo, lunga a cercare D'Amico, posizione regolare, D'Amico in area, no, fuori gioco. Fuori gioco. Oh, ma vedi che si deve attaccare, scemo! Ma noi siamo tutti in difesa, e ne picchiano a pallone. La punizione per lo Iacono. Ancora fiondata molto lunga da parte del numero 5 che arriva dalle parti di Moglie, prolunga di testa, poi prova quasi ad autolanciarsi, Boatta di testa e poi fallo laterale sull'intervento da parte di Geraci. E allora Pecorella per la rimessa. Tante maglie bianche e nere di rigore, presidia la zona anche la squadra di casa. Battuta sul primo palo, prolungata verso l'area. Bravo Rampulla a metterla fuori e rimessa per Salvatore Casisa. Colpo di testa a metterla fuori, Casisa si accontenta di un altro fallo laterale. Fatto nello stesso punto di prima, alla fine se ne occupa Pecorella. Pallone messo lungo, poi Cutrona prova a giocarla, pressato dalla Corte, va giù, non c'è nulla neanche sul secondo contatto. Adesso l'arbitro fischia
in favore della Panormus per il contatto ai danni di Luca Cutrona. La battuta di Capitan Nattaliano di testa Arena, poi non riesce a controllarla Ciulla, allora Boatta, Rampulla, tocco sbagliato, arriva Nocito, Pecorella, Nocito prova a fronteggiare, fallo di Rampulla, punizione. Sempre lo Iacono che vuole la palla, qui può sicuramente provarci. Anche se anche la Corte è in zona. Se ne va allo Iacono, allora andrà alla Corte. Vedremo se verso l'area o verso la porta. Ultimi 6 del primo tempo in arrivo, in barriera adesso in 2. C'è la Corte sulla palla, il direttore di gara fischia adesso la partenza di La Corte che colpisce in pieno proprio il muro. Vediamo se riparte D'Amico, non un gran controllo, però alla fine riesce a passare, corre D'Amico, lungolina per Imperato che arriva sul pallone, Imperato ingresso in area, Imperato uno sguardo e mezzo e evita qualcosa di peggio rischiando l'autogol qui Casisa, ma è calcio d'angolo. La battuta da parte di Geraci in 4 della Panormus, è uno schema palla rasoterra che rimane lì, conclusione, respinta con i piedi, poi azione che non è finita con il cross, colpo di testa di Provenza sopra la traversa, doppio tentativo Panormus. Buona prove. Prima con il tiro da parte di Rampulla, poi Provenza di testa. Battuta lunga, in questo caso ancora da parte di Lo Iacono, poi Cutrona allontana, Imperato, spizzata di testa per favorire la corsa di Rampulla. Rampulla entra in area, cerca di liberarsi di un avversario, poi con questo tiro cross che si perde fuori. Batte lungo ancora Lo Iacono, di testa Cutrona, Rampulla. Preso in controtempo Cutrona, poi alla fine recupera il pallone per un attimo Geraci. Bellingardo la prolunga, colpo di testa di Arena, poi la Motta ancora. Nuovamente Arena. Geraci, palla lunga, controlla Salvatore Casisa che gioca ancora in avanti a cercare la Corte. Finisce direttamente dentro la panchina il numero 10 della Vis. Rimessa Panormus a 3,5 dallo scadere del 45esimo. Spazza via Salvatore Casisa dalle parti di Moglie che non riesce a controllare. E allora Prestigiacomo la fa su. Batte Mattaliano, colpo di testa di Arena. Poi Sollena sbaglia il colpo di testa, allora Geraci allarga su Boatta che si impegna per tenerla, si appoggia a Prestigiacomo, vuole rallentare un po', poi Prestigiacomo costretto a lanciare. Pecorella verso Moglie che non la tiene in campo. Rimessa, prolunga Geraci, poi Bellingardo contrastato, Provenza di testa anche Imperato che prova a metterla poi giù, tamponamento con Sollena, tutto regolare, poi Nocito sbaglia, Geraci
cerca di lanciare perché si è mosso sul filo e fuori gioco Rampulla, la fa scendere Rampulla che arriva sul fondo, Rampulla uno sguardo e mezzo, ancora lo Iacono in calcio d'angolo. La battuta sul secondo palo, Mattaliano non blocca in un primo momento, poi alla fine ce la fa la Fata che va subito a rilanciare. La Corte non riesce a prolungare perché Cutrone arriva prima di lui, rimessa sulla linea centrale del campo per la Vis Palermo. Con Mattaliano che sistema la scarpa destra, poi si potrà ripartire con gli ultimi 90 secondi di questo primo tempo. Colpo di testa di Bellingardo evita l'uscita del pallone Geraci che poi sventaglia lungo. Imperato non arriva, poi prova a inserirsi D'Amico che la fa rimbalzare, la controlla, lo ferma Salvatore Casisa, poi Geraci per Rampulla, sta provando ad entrare in partita il 10 che poi cerca di servire sulla corsa un compagno. Chiusura in fallo laterale, rimasto a terra Pecorella. Arbitro assegna un minuto di recupero. C'è rimessa per Boatta, quindi un minuto da adesso. Palla che arriva dalle parti di Cutrone che cerca di rovesciarla anche per tenerla in campo. Rampulla col cross in mezzo, l'inserimento di Imperato, la Fata poi non trattiene e poi spazza la difesa della Vis. Moglie, la Corte subito, palla per Nocito, di testa Mattaliano. Moglie, controllo subito aggredito però da Geraci che gliela porta via. Gran giocata qui ancora di Geraci che passa lo stretto colpito da Ciulla. Gioca Ciulla, dai! Gioca Ciulla, dai! Va sottolineato che ci ha pensato il dirigente della Vis a prestare le cure a Geraci che comunque va fuori. Naturalmente recupero nel recupero, visto il problema a Geraci non c'è stato provvedimento nei confronti di Ciulla, allora punizione per Mattaliano che va alla battuta verso l'area di rigore, bucano quasi tutti e poi c'è il fischio, ma prima dei due di fine primo tempo si chiude sull'1-0 la prima frazione tra Panormus e Vis Palermo. Decide alla mezz'ora la punizione beffarda e vincente da parte di Bellingardo. Noi restiamo naturalmente qui collegati da Villa Sant'Alfonso, ma come di consueto le immagini dei campi targati sportisili, restate con noi.
penso che sia bicchiere molto pieno, perché sinceramente all'inizio dell'anno nessuno avrebbe ipotizzato, anche il più ottimista, che noi saremmo stati quinti, che avessimo fatto un campionato di grande livello come abbiamo fatto. Mi ricordo che a parte la partita di Salerno, che abbiamo perso per motivi secondo me extra pallanuotistici, con decisioni arbitrali veramente singolari e dubbie. Noi abbiamo perso solo con Recco, Savona e Brescia, e col Brescia eravamo senza i due americani, poi siamo andati a vincere a Trieste, siamo andati a vincere a Napoli, siamo andati a vincere a Quinto, siamo andati a vincere, insomma, abbiamo pareggiato a Siracusa, quindi insomma direi che è stato un campionato eccellente, veramente non mi aspettavo, come dicevo prima, con tutte le difficoltà che ogni anno ci sono e che ogni anno ritornano ancora di più, tra cui la piscina, non abbiamo spazi acqua adeguati, siamo costretti ad andare 2 volte a settimana a Terrasini, meno male che c'è Terrasini, ma questo poi crea problemi, perché tipo ieri sera siamo andati, c'era un temporale incredibile, quindi non è facile allenarsi. E la cosa ancora più grave secondo me è il pubblico, noi ormai veramente è una barzelletta, noi giochiamo sempre in campo neutro, per gli avversari è tutto più facile, noi non abbiamo sostegno, a parte dei nostri ragazzini che li fanno entrare e che grazie a Dio ci sono, però insomma immaginate se il Palermo Calcio giocasse a porte chiuse tutto il campionato. E ha quasi anticipato la domanda, se tornando all'inizio della preparazione, considerando tutti i problemi del caso, se si aspettava di finire a ridosso della top 4 del campionato, ad un passo dal passaggio della fase a gironi di Len Eurocup, considerando appunto tutto quello che sta succedendo attorno a voi. No, non me lo immaginavo, io quando appena è uscito il calendario lo faccio un po' sempre, avevo fatto uno schemino con le squadre, le 4 squadre che secondo me con noi si sarebbero giocati il 6° e il 7° posto, e dando alcune partite vincenti, altre perdenti, come con Recco, Savona, Ortigia, bla bla, Trieste, insomma alla fine non eravamo entrati nelle 7 sotto questo mio schedino, ce l'ho ancora a casa, quindi questa è la testimonianza che la squadra si è superata, ha fatto meglio di... Io penso che, guarda, il primo anno abbiamo fatto benissimo, il secondo anche, il terzo anche, ma forse quest'anno anche per il livello, per i cambiamenti che ci sono stati e per tutto, forse è l'anno che abbiamo fatto ancora meglio di tutti. Parliamo ora della seconda parte della stagione, quasi atipica verrebbe da dire, considerando il lungo stop di circa 2 mesi e mezzo. Come si gestisce e soprattutto se in un certo senso può, tra virgolette, giocare a favore di una squadra che comunque ha speso tantissimo fino a pochi giorni fa? Ma sì, io penso che il problema sarà, come hai detto tu, gestire questi 2 mesi, perché oltretutto non saremo al completo, mancheranno i 2 americani, è sempre difficile stare un periodo così lungo. Tu calcola la preparazione quest'estate, abbiamo fatto 2 settimane, perché poi abbiamo iniziato subito a giocare la Coppa Italia, addirittura 10 giorni, perché diciamo che la seconda settimana già siamo andati a giocare la Coppa Italia, e fare 2 mesi obiettivamente sono tantissimi. Dovremmo inventarci qualcosa, magari anche trovare qualche squadra con cui poter giocare, allenarci, perché qui non ne abbiamo, a parte la waterpolo non abbiamo altre squadre a Palermo per poter giocare, e poi sicuramente io su questo sono abbastanza convinto, mi servirà questo periodo per poter svolgere un determinato tipo di lavoro con alcuni giocatori che ho utilizzato meno, vedi Nuzzo, vedi Metodi, vedi anche lo stesso Marini, anche se Marini ha giocato di più, è stato utilizzato di più, specialmente Nuzzo e Metodi, per poter fare tutte le cose che non ho potuto fare in questo periodo veramente intenso. Ecco, quindi quasi un accenno alla domanda conclusiva: cosa chiede Marco Baldinetti al 2024 del Telimar? Al 2024 del Telimar io chiederei un altro anno come questo passato, dove abbiamo fatto anche l'anno scorso, da gennaio in poi abbiamo fatto un grande campionato arrivando quarti, e io chiedo la stessa cosa, anche se fosse quest'anno sesti, comunque ritornare nelle coppe europee, stare di nuovo nelle coppe europee, penso che sia il massimo per noi.
per la società, per tutti noi. L'allenatore è sempre un'emozione, è la prima esperienza che sto vivendo in panchina per dirigere questi meravigliosi ragazzi. Non mi stanno dando nessun tipo di problema, mi ascoltano, durante gli allenamenti seguono a millimetro quello che gli chiedo, quindi per ora sta andando tutto bene e sono felice della scelta che ho fatto. Adesso invece da giocatore, hai fatto 4 gol, partita straordinaria, qual è quello che ti è piaciuto un po' di più? Sicuramente l'ultimo, quando mi sono presentato a tu per tu col portiere defilato e io ho fatto il cucchiaio. Quello secondo me è il più bello di tutti, ma anche gli altri non sono stati male perché abbiamo fatto un bel gioco di squadra, corale, quindi siamo arrivati in porta giocando a futsal, quindi è stata un'ottima prestazione, abbiamo fatto 11 gol, quindi bene, ogni partita va sempre meglio, ora cerchiamo di recuperare qualche infortunato e andiamo a Giudecca per giocarci e rimanere quasi in testa alla classifica. Restando sempre per i gol, ci hai detto il gol più bello, però quello più importante anche in base al momento della partita? Il più bello sicuramente sono quelli agli inizi, perché sblocchi la gara, metti 1-2 gol di distacco alla squadra avversaria, quindi sicuramente quelli, però ti ripeto il più bello secondo me è stato l'ultimo. Invece parliamo di Giuseppe Ricotto, un ragazzo molto giovane che conosciamo nei campi di calcio a 5 ormai da diversi anni, un giocatore molto tecnico, veloce, però a volte forse un po' egoista. Oggi invece l'abbiamo visto praticamente passare tutti i palloni. Cosa è successo? È anche un po' fuori dal tuo sacco, qualche allenamento, magari hai parlato col ragazzo? Sì, Peppe è intanto un ragazzo straordinario perché non manca mai a un allenamento, dico, è costante e poi l'avete visto, c'ha una tecnica, una velocità, un 1 contro 1 che se ti salta è devastante, è imprendibile. Sì, oggi ha peccato forse un po' più di preziosismo, poteva fare qualche gol in più, invece ha preferito magari farlo fare al compagno. No, io sinceramente durante l'allenamento non gli ho detto niente perché lo lascio libero di dare in campo quello che si sente di fare, senza compiti, già lui lo sa quello che deve fare e lo fa benissimo. Quindi peccato soprattutto nel primo tempo, quando a porta vuota ha cercato di darmi la palla a me per fare fare gol a me, ma io non gli chiedo questo assolutissimamente, quindi anzi io sono più contento quando o faccio fare o fanno gli altri gol che quando le faccio io. Quindi magari oggi ha deciso così, però sicuramente alla prossima tornerà a segnare e a fare gol. Diamo uno sguardo invece alla prossima partita contro il Giudecca. Li conosci? Ti aspetti qualcosa in particolare da loro? Come la preparerai? La prepareremo come abbiamo preparato tutte le altre, allenandoci con costanza, con determinazione e non pensare alla classifica né loro né in quella nostra. Andiamo a Giudecca per giocarci la nostra partita, io sinceramente non li conosco, quindi magari vedrò qualche partita che avete ripreso voi, quindi per dare qualche spunto, qualche cosa magari giovedì durante l'allenamento, però andremo a Giudecca per giocarci la partita come abbiamo fatto tutte quest'altre.
tornano in campo sotto il diluvio. Panormus e Vis Palermo, secondo tempo che sta per cominciare. Non sembrano esserci stati cambi, non ne ha annotati il direttore di gara, e allora si parte con i secondi 45 minuti della sfida. Sfida che riparte in questo istante con la prima palla giocata dalla squadra di Mister Perrone, che non ha demeritato, va detto, non ha giocato un brutto primo tempo, anzi ha giocato a mio parere abbastanza alla pari con i più quotati avversari, che hanno però sfruttato nel migliore dei modi l'occasione avuta con Bellingardo su calcio di punizione alla mezz'ora. Ha realizzato la rete che per il momento decide la partita e consente alla Panormus quantomeno di mantenere la terza posizione. Ricordiamo, giornata, la prima di ritorno, ma anche la prima del 2024, che la squadra di Mister Lo Giudice ha iniziato al terzo posto della classifica in coabitazione con Vis Palermo e Trapani. Si è sentito colpo di testa. La speranza è che la pioggia possa anche diminuire di intensità. Intanto Imperato con il salvataggio da parte di La Fata, occasione subito per il 2-0. Dopo un minuto l'occasione per Imperato, un po' in ombra nel primo tempo. Qui intanto occhio al calcio d'angolo, pallone che arriva dalle parti di Bellingardo, che prova a dribblare, allunga la falcata ma finisce il campo per lui. Allora fallo laterale. Ricordo allora anche la composizione delle due panchine, con la Panormus che porta con sé Scardina, Novara, Liga, Profeta, Quattrocchi e Chinnici. Un po' più lunga la panchina a disposizione di Mister Perrone, che qui intanto attacca sulla sinistra, pallone in area, conclusione che si perde fuori. Ci ha provato Moglie. Panchina di Palermo con Guglielmo, Goua, Calò, Lo Piccolo, Sarfo, Mortillaro, Anello, Fontana e Ficarra. Provenza lungo, troppo lungo per cercare Bellingardo. Rimessa con la palla che arriva dalle parti di Nocito, il quale non trova compagni, un po' troppo solo Nocito. Non sta riuscendo a imprimere il suo marchio in questa partita. Qui prova invece a imprimerlo Rampulla, che commette fallo trattenendo la punizione, giusta come sempre da Lo Piccolo, colpo di testa, poi prova ad arrivare Imperato che subisce fallo, direttore di gara che ferma il gioco nonostante in possesso ci fosse la Panormus. Punizione per Mattaliano. Mattaliano a cercare la Motta, colpo di testa a prolungare, di fatto diventa un assist per La Fata. Fa salire compagni il portiere della Vis Palermo, che dicevo nel complesso ha giocato una buonissima partita nei primi 45 minuti. Un episodio ha negato di fatto agli uomini di Perrone di andare a riposo, chissà, sullo 0-0, anche se non sappiamo come sarebbe andato il quarto d'ora seguente se la palla di Bellingardo non fosse entrata. Non sappiamo se ci sarebbero state altre occasioni per passare in vantaggio per l'una o per l'altra squadra. Intanto calcio d'angolo per la Panormus. Geraci alla battuta. Rimangono 3 giocatori per parte fuori dall'area di rigore, sono praticamente a ridosso del centrocampo, quindi pronti chi a scappare all'indietro, chi a cercare il contropiede. Qui rischia qualcosa la Panormus, conclusione da parte di Rampulla, palla che si perde fuori.
Calcio lungo, colpo di testa di Lamotta. Bellingardo, corre Bellingardo, fermato da Francesco Casisa, fallo laterale. Colpo di testa ancora del capitano della Vis, palla sempre in fallo laterale. Prova a mantenere alta la pressione negli ultimi metri di campo avversari. Qui intanto contatto tra Bellingardo e lo stesso Francesco Casisa, con Moglie che dall'altra parte prova ad autolanciarsi. Moglie, conclusione! Pallone sul fondo, provato ad accendersi. Ancora Kevin Moglie. Qui proteste da una parte e dall'altra per quel contatto di prima tra Bellingardo e Casisa. Bellingardo reclama. Il contatto c'è stato perché il rumore dello scontro tra Scarpini si è sentito, da capire chi è entrato fallosamente su chi. In ogni caso trattasi di errore in un verso oppure in un altro. Va detto che comunque la Vis ha ribaltato l'azione, ha sfiorato il gol con Moglie, proprio Moglie di testa. Colpo di testa di Mattaliano, poi prolunga Imperato, poi ancora Mattaliano, fallo di Moglie. Battuta del capitano della Panormus, colpo di testa da parte di Salvatore Casisa, che poi interviene con l'aiuto di Loiacono. Boatta, ancora Loiacono a pressare e a portare via palla. Ciulla però non concretizza, allora riesce in qualche modo a riconquistare la Vis, anche se la Panormus si è buttata in avanti, fermato Imperato dall'intervento di Arena. Arena che sta facendo da supporto ai due centrali, Loiacono e Salvatore Casisa. Qui ancora un contatto con Cutrona, calcio d'angolo. Reclamano ancora una volta il contatto falloso i giocatori della Panormus, in questo caso Cutrona voleva un contatto e fallo laterale, ma di fatto con Boatta diventa un calcio d'angolo con le mani. Pallone che arriva nel cuore dell'area, non la prende nessuno, la fa rimbalzare la Corte che poi la spazza via. Allora rimessa con Geraci, palla che arriva in area, non riesce a controllarla Rampulla, che poi si fionda su Ciulla, duella tra i due, spalla alla porta Ciulla. L'arbitro poi in un certo senso salva il numero 11 della Vis, rischiando calcio di punizione in favore della squadra bianca. Tanto prepara la prima mossa mister Lo Giudice. La Fata con il lancio prolunga la Corte. Moglie anticipato da Mattaliano. Rampulla riesce a girarsi con un paio di tocchi. Fallo da parte di Salvatore Casisa. Poi Sollena, facendo qualcosa di molto simile a quanto visto prima nel primo tempo con Pecorella. Intanto il primo cambio e Chinnici che prende il posto di D'Amico. Non è riuscito ad imporsi il numero 8 in questa partita. Cambio anche dall'altra parte, entra Lo Piccolo, detto prima, il classe 2009, che subentra a Pecorella, il già citato Pecorella, uno degli ammoniti della partita. Gli altri sono i due numeri 4 in campo, ovvero sia Arena da una parte e Geraci dall'altra. Punizione Panormus con Mattaliano che scodella verso l'area di rigore. Rampulla la spizza, in qualche modo pericoloso, palla bloccata da La Fata.
Colpo di testa di Mattaliano. Poi Geraci prova a intervenire, ce l'ha trattenuta su Bellingardo da parte di Sollena. Mattaliano con la battuta della punizione a cercare Bellingardo, la palla rimbalza e prende velocità, quasi poco indicato effettuare questi lanci lunghi, anche perché già il campo è piccolo e non consente grosse giocate con palla lunga, figuriamoci adesso col terreno di gioco zuppo di pioggia, letteralmente diluviato per tutto l'intervallo. Intanto attenzione alla Motta, che è bravo a intervenire sulla corte e ad agevolare l'uscita di La Fata. Rampulla passa sul primo, non sul secondo, la palla arriva a Chinnici, fermato anche lui. Geraci. Scambio con Mattaliano, poi tocca a Provenza che ha spazio anche per portare sul pallone. Provenza, lancio d'esterno per la Motta. La Motta poi lungolinea per la corsa di Imperato. Imperato cerca di andare per un avversario, altra sterzata, Imperato gran giocata, poi in mezzo a tre non riesce a fare la giocata definitiva. Geraci, prima di Ciulla, poi prima anche di Lo Piccolo. Poi la palla mantenuta in campo, alla fine allontanata da Salvatore Casisa. Moglie cerca la giocata sboatta, poi Mattaliano la mette fuori ed è anche il vincitore di questo fallo laterale, perché l'ultimo tocco è di Kevin Moglie. Moglie che ha colpito un palo nel primo tempo sullo 0-0, è stato pericoloso in avvio di ripresa. Sicuramente quello che si è fatto preferire nel reparto offensivo della Vis. Intanto lotta nell'area ospite, fallo forse di Cutrona. Chiede 5 minuti di resistenza mister Perrone, probabilmente ad alcuni giocatori, prima di effettuare qualche cambio e dare un po' di freschezza verso il rush finale. Siamo a 12 minuti e 35 secondi nel corso della ripresa. Panormus che fin qui sta riuscendo con la sua qualità a non consentire chance di rientro alla Vis. Mattaliano, Provenza, palla lunga, viene incontro Rampulla e riceve con tanto spazio. Rampulla fermato però da Arena, poi Lo Piccolo dove c'è Geraci che fionda male col destro. Qualche errore di misura di troppo da parte del numero 4 oggi, anche oggi chiamato a compiti di regia. Interviene sul rilancio, colpito Bellingardo, fallo di Sollena, punizione. Richiesto l'intervento della panchina della Panormus. C'è un cambio nella Panormus. Esce Geraci, entra Quattrocchi. Quindi secondo cambio già effettuato da mister Lo Giudice, pronto a rientrare
Bellingardo, che ricordi, autore alla mezz'ora del gol che per il momento sta decidendo la partita. Pallone allontanato, Mattaliano, poi Sollena, arriva Cutrona, arriva primo però Nocito. Riesce poi in qualche modo il tocco, la corsa. Qui Imperato col fallo. C'è il cambio nella vis, Mortillaro al posto di Nocito, staffetta nel ruolo di punta centrale per mister Perrone. Mortillaro che anche lui ha fatto parte del gruppo dei giovanissimi del CUS Palermo, guidato proprio da mister Perrone, che vedeva tra le sue fila tanti protagonisti di questa squadra. Adesso si è ricomposto di fatto una specie di tridente con componenti di quel gruppo, quindi la Corte e Moglie, adesso affiancati da Mortillaro. Tanto rimessa con Lo Piccolo. Pallone fiondato verso l'area, colpo di testa all'indietro e calcio d'angolo. Fa subito la Corte, fa salire i suoi centrali, poi fionda questa palla tesa e mezzo, serie di tocchi e alla fine allontana Bellingardo di testa arena. Lo Piccolo, lancio lungo, Moglie in fuorigioco. Buona la battuta del calcio d'angolo poc'anzi di La Corte, perché la classica palla che rischia di creare impicci alla linea difensiva avversaria, basta una spizzata, basta una deviazione e può rendere tutto molto molto pericoloso. La Fata rinvia, colpo di testa di Bellingardo, poi interviene lo Iacono, Cutrona, Bellingardo non controlla bene, poi vince il duello con Ciulla, ancora Bellingardo, prova a liberarsi della palla, trova Boatta, Cutrona nel traffico mette la palla in fallo laterale. Se ne occuperà Lo Piccolo della rimessa. Palla direttamente verso l'area, Moglie prova a toccare, poi conclusione! E il pareggio della Vis è proprio Mortillaro che è andato a calciare di forza con il destro, minuto 63, 1-1. Il più lesto di tutti, quello appena entrato in campo per esultanza verso la camera. Gran gol questo da parte di Mortillaro, si è coordinato bene e ha battuto Prestigiacomo. Adesso tutto da rifare per la Panormus, con la Corte che mette il pallone in fallo laterale. Boatta, Bellingardo prova ad andare, sfida Lo Piccolo, ancora Bellingardo sul fondo, prova a liberarsi, non trova luce per il cross, Rampulla, altro tentativo di andare sul fondo, l'ultimo tocco per il suo, e allora fallo laterale. Adesso c'è tensione in casa Panormus, perché tutto si aspettava mister Lo Giudice meno che vedere i suoi farsi recuperare, considerando quella che è indiscutibile, abbastanza chiara supremazia tecnica della squadra in maglia giallonera, eppure con la forza di volontà e con la pazienza e anche col coraggio la Vis Palermo sta riuscendo a tenere la gara in equilibrio quando mancano 25 minuti più recupero. Moglie, la sponda che non riesce, poi male 4 occhi, allora attenzione a questa giocata, Moglie fuori gioco.
Fuori gioco di Kevin Moye dopo un erroraccio da parte di Quattrocchi. È giallo per Moye per perdita di tempo. Gliel'aveva promessa nella prima frazione. Predica calma mister Lo Giudice, il resto mancano 25 minuti più il recupero, così nemmeno. Potenzialmente ancora mezz'ora da giocare qui a Villa Sant'Alfonso. Punizione con Mattaliano che scambia con Prestigiacomo. Poi il capitano che prova a prendere campo. Bellingardo, subito aggressione sul primo controllo da parte dei giocatori della Vis, lo vediamo praticamente dall'inizio della partita. Provenza, lancio lungo, troppo lungo per tutti, di testa allora interviene Salvatore Casisa, poi Cutrone. Provenza, a vuoto qui col controllo, allora attenzione a Moye che si invola l'uscita di Prestigiacomo, ma ha sbagliato Moye, non c'è stata deviazione. La sensazione comunque che nonostante il campo piccolo, nonostante non ci sia grande possibilità per sfruttare la velocità, soprattutto sul lungo passo, Moye possa ancora mettere in difficoltà gli avversari che qui attaccano con la palla di Imperato intercettata. Arena la allunga dove non ci sono compagni, quantomeno evita guai. Per il momento tutto fermo su entrambe le panchine. La rimessa, la Corte non è riuscito a dosarla bene per Mortillaro. E allora Mattaliano per Cutrona che sbaglia, arriva la Corte, arriva prima Provenza, poi Bellingardo. Prova a scodellare, colpo di testa da parte di Imperato, cerca la corsa di Boatta in proiezione offensiva. Boatta, serie di finte, poi la palla passa in qualche modo, non ci sono compagni pronti a ricevere. Allora occhio alla ripartenza perché ha buon margine qui la Vis, ma sbaglia a mio parere Sollena. La Motta non controlla bene, riesce comunque ad arrivare sulla palla e a servire Rampulla, fermato da Sollena. Siamo a metà del secondo tempo, c'è ancora tanto da giocare. La Motta con le mani cerca l'area di rigore, Imperato non arriva, poi Cutrona la gira, pallone che spiove, la blocca senza problemi la Fata. Predica calma Arena, fa salire i suoi compagni invece la Fata. Alla fine la mette giù il portiere della Vis Palermo che va al rinvio. Moye, controllo, poi contrasto con Boatta, ultimo tocco. Non si sa di chi, il direttore di gara ha fischiato comunque fallo, gioco pericoloso di Kevin Moye. Qui Mortillaro impedisce la ripresa del gioco, il direttore di gara che comunque segnala lo stop al gioco, visto che Sollena deve allacciare uno scarpino. Ci vuole l'aiuto di Ciulla perché evidentemente con i guanti addosso Sollena non riesce la punizione battuta da Mattaliano verso l'area di rigore, pallone che rimbalza, la Motta la fa scendere, poi propone con questo cross deviato, calcio d'angolo. Reclama qualcosa Francesco Casisa, niente da segnalare però per il direttore di gara. Allora dalla bandierina uno tra Bellingardo e Rampulla, uno col destro, uno col mancino, anzi entrambi col mancino. Se ne va Rampulla, batte l'angolo l'autore del gol che ha sbloccato la partita al minuto 30. Tutti sul secondo palo i giocatori della Panormus, pallone scodato proprio in quella direzione, scavalcati tutti, ma c'è stato un tocco secondo l'arbitro. Allora rimessa sempre in zona d'attacco
per la Panormus, con Boatta che vuole batterla perché sa di avere una gittata lunga, e allora Provenza se ne va in area. 20 alla fine più recupero. Boatta verso l'area, colpo di testa di Rampulla, ma l'arbitro prima ha visto un fallo, una spinta ai danni di un giocatore della Vis che può dunque respirare, può salire. La battuta della punizione affidata allo piccolo, ascolta, allo Iacono. Pallone che arriva dalle parti di Moyes, contro con Cutrona. Sollena, scusate, Cutrona porta sul pallone. Boatta in proiezione offensiva, lo chiude lo piccolo. Boatta va dentro l'area, cerca la spizzata Chinnici, poi Bellingardo fermato, e allora prova a ripartire Moie, accelera il 7, inseguito da Cutrona, ruleta di Moie, poi alla fine Cutrona la meglio. Rampulla passa qui sulla Corte che commette fallo. Un po' di tensione. Ammonito Cristian Lacorte. Ammonito dunque Cristian Lacorte, terzo ammonito in casa Vis dopo Pecorella che è uscito e dopo Arena, anzi quarto ammonito visto che c'è anche Moie nel taccuino dei cattivi del direttore di gara. Dall'altra parte giallo per Geraci, anche lui uscito. Punizione allora per la Panormus a 18 dalla fine più recupero. Ci pensa Rampulla a batterla. C'è il fischio dell'arbitro. Rampulla con la palla scodellata sul secondo palo, colpo di testa, in qualche modo l'ha fatta anche sull'intervento tentato da Bellingardo. Via la Fata, poi pallone che arriva dalle parti di Imperato, Bellingardo lungolinea l'anticipo da parte di Salvatore Casisa, fallo laterale Panormus che adesso spinge, pallone messo in mezzo, ancora il numero 6 a metter fuori, poi cerca di palleggiare Bellingardo, il cross di Bellingardo, secondo palo, la palla che per poco non arrivava sul legno, con la Fata che era comunque lì a sorvegliare. Andrà a battere il rinvio lo Iacono. Spizzata a cercare Moie, interviene Mattaliano in due tempi di testa. Poi Ciulla, liberatorio con questo destro. Mattaliano riesce a seminare Mortillaro, poi appoggio in verticale sbagliato. Sollena affrontato fallosamente da Rampulla. Sollena la gioca subito di testa Boatta ad anticipare Moie, poi Quattrocchi. Lancio imperato per Chinnici, in netta posizione di fuorigioco. Poco da discutere su questo offside del numero 17. Ci avviciniamo all'ultimo quarto d'ora della partita, che probabilmente la Panormus non si aspettava di vivere in questa situazione di punteggio. Qui non arriva la spizzata di Moie per la Corte. Mattaliano con la palla lanciata
l'anticipo da parte di Arena, poi in qualche modo il tocco di Ciulla, colpo di testa di Mattaliano, incespica Boatta, rimessa per la Vis. Moie, la virata, un po' fine a se stessa, alla fine Cutrona lo ferma. Lancio lungo a cercare, a trovare Imperato, cerca la giocata Imperato, fermato per l'intervento di Arena, rimessa per la Panormus. Tanto cambio nella Vis Palermo, va fuori la Corte, va dentro Anello col numero 18. Un quarto d'ora dalla fine, qualcosina in meno, ma col recupero. Rush finale in arrivo di questa partita, inaspettatamente equilibrata. Pallone nell'area di rigore, colpo di testa a mettere fuori, sui piedi di Quattrocchi che colpisce la traversa. E palla che finisce fuori, quantomeno dallo specchio, non dal campo. Pareggia anche il conto dei legni la Panormus con questa fiondata imparabile da parte di Quattrocchi. Solo la traversa a negare qualcosa di più. Qui intanto serie di scontri, Cutrona direttamente in fallo laterale. Calma, calma. Lo Iacono con lancio lungo in fuorigioco. Moie, non Mortillaro, però arriva prima Prestigiacomo. Battagliano, ancora questi palloni centrali, va a vuoto Sollena, allora Rampulla fermato da Francesco Casisa, poi Cutrona, sterza Cutrona, guarda anche la porta, poi decide di metterla in mezzo. Imperato forse in posizione di fuorigioco, l'arbitro era pronto a fischiare, non ha fischiato perché alla fine la palla è andata direttamente fuori dal campo. Tanto direttore di gara che esorta lo Iacono, penso a nome di tutta la Vis Palermo, a non perdere tempo in maniera plateale sulla ripresa del gioco, perché a breve potrebbero arrivare anche dei cartellini. Intanto di testa la Motta, fallo laterale per la Vis Palermo. 12,5 più recupero. Francesco Casisa con le mani, cercato Moglie, trovato la Motta, poi di testa anche Sollena, tocca Cutrona, poi Mortillaro. Altra conclusione improvvisa del ragazzo che sta riuscendo a regalare quantomeno un punto ai suoi. Allora riparte ancora da fondo la Panormus, questa volta con i due centrali che manovrano. C'è spazio per la Motta, subito aggredito però Cutrona. Avanza Mattaliano che cerca compagni, non ne trova, e allora Ciulla di prima, interviene Provenza che quantomeno anticipa Mortillaro, mette però la palla in fallo laterale, Vis che si ritrova in avanti. Tanto torna a far muovere i suoi elementi in panchina sia mister Lo Giudice sia mister Perrone. La rimessa di Lo Piccolo, pallone in area, interviene Quattrocchi, poi la fa scendere Chinnici in maniera forse un po' troppo molle, lancio in avanti a cercare la corsa di Imperato, in anticipo però Salvatore Casisa. Lo Piccolo, Cutrona col palleggio, palla in avanti per Imperato, posizione regolare, Imperato va giù, l'arbitro fischia ma fischia fuori gioco. Sembrava quasi il classico fischio per non prendersi la responsabilità del fallo. E alla fine ne perde anche un po' il gioco, perché indipendentemente da chi aveva questa possibilità, sicuramente una punizione dal limite, considerando che il direttore di gara non ha fischiato subito il fuorigioco. Intanto fallo di Mortillaro. Punizione Panormus con Provenza, la Motta,
Cutrona con spazio, la controlla, la porta su, poi appoggia Bellingardo. Adesso Cutrona gioca davanti alla difesa dopo l'uscita di Geraci. La rimessa è per la Vis intanto, quando stanno iniziando gli ultimi 10 minuti di partita, più ovviamente il recupero. Con le mani Lo Piccolo. Moie di testa, pallone fuori. Rimessa Panormus che ha già pronto un'altra mossa. La battuta lunga di Boatta, si scontrano due compagni di squadra. Allontana Casisa, poi Mortillaro protegge contro Cutrona, poi prova a partire. Moie fermato. Poi Sollena, fermato anche lui, prova a partire Chinnici, fallo di Sollena, punizione Panormus. Provenza stava per ricevere il direttore di gara che ha fischiato. Alla fine punizione per Bellingardo che scodella nel cuore dell'area, colpo di testa a mettere fuori, poi un po' di confusione, risolve Casisa. Cutrone in qualche modo la controlla, un po' fortunato qui l'11. Bellingardo costretto a liberarsi del pallone velocemente, la perde, Moie fuori gioco. Cutrona prova a prendere velocità, lo tampona Mortillaro, ancora Cutrona, cerca di liberarsi, azione personale, fermato, si riparte dal calcio d'angolo. E allora l'angolo con Rampulla che se ne occupa. Fischia l'arbitro, Rampulla pronto a battere, scodella sul primo palo! Mattaliano! Il gol della Panormus che torna in vantaggio, ci pensa il suo capitano, ancora su una palla inattiva. Nel primo tempo una punizione diretta, questa volta colpo di testa vincente di Mattaliano e allora 2-1. Torna in vantaggio la squadra di Lo Giudice che sta soffrendo maledettamente in questa prima del 2024. Tanto le proteste dei giocatori della Vis . C'è un cambio intanto. Esce Rampulla, assist man per Mattaliano. Non riusciamo a vedere il nome del giocatore che prende il suo posto, dovrebbe essere Profeta. Oh, a 100 all'ora! Che si va a mettere davanti alla difesa, quindi cambio conservativo naturalmente da parte di mister Lo Giudice che mette dentro Profeta, quindi dovrebbe avanzare di qualche metro il raggio d'azione di Cutrone rispetto a quanto visto dopo l'uscita di Geraci. Adesso sarà assalto da parte della Vis, qui però Bellingardo recupera palla, il tocco per Chinnici, contatto falloso. Giallo per lo Iacono. Con Bellingardo che ha protestato perché stava andando verso la porta. Direttore di gara che
si autoaccusa del fischio. Bellingardo stava andando in porta, l'arbitro sicuramente ha fischiato, oltre che per il fallo, anche per ammonire. Taliano alla battuta della punizione, 5 alla fine più il recupero, che non sarà breve, ma Taliano con la palla addirittura a girare, colpo di testa di Imperato, dal fondo si riparte. Francesco Casisa, palla per Mortillaro, tante maglie gialle, solo maglie gialle a prendere questa palla. Boatta, Cutrona, poi Mattaliano prova a far correre la Motta, controllo di la Motta, pallone poi d'esterno che schizza tra diverse maglie bianche. Allora attenzione a Chinnici che non controlla bene. Lo Piccolo, forse con la gamba tesa, sì, gamba tesa di Imperato, punizione, vis, c'è prima il cambio per la Panormus. Con l'uscita di Boatta, con l'ingresso di Novara. Novara che si va a mettere a destra, la Motta torna a sinistra per questo finale. 3,5 più recupero. La battuta lunga verso l'area della Panormus, colpo di testa di Profeta. Rimessa Vis Palermo con Francesco Casisa pronto a battere. Rimessa per Casisa dentro l'area di rigore, poi cerca di arrivare Mortillaro, allontana la Motta, poi Chinnici cerca di salire palla al piede. Chinnici, il tocco per Bellingardo che resiste. Bellingardo tiene il pallone, cerca luce per un passaggio, la trova, poi attenzione Imperato che cerca l'inserimento, uscita. Arbitro sveglia però, arbitro era fallo. Al rinvio la Fata, colpo di testa, poi a cercare Mortillaro. Adesso c'è lo Iacono a rafforzare il pacchetto offensivo della Vis in questo finale. 2,20 più recupero. Presi Giacomo che fa salire i compagni. Battuta, allontana Arena anche per far salire i compagni. Presti, Giacomo insegue la palla, la prende. Mattaliano col sinistro, va lungo di testa Chinnici che rientra dal fuorigioco, poi Arena. Casisa insegue il pallone, lo ferma Bellingardo, poi attenzione, proprio Bellingardo che riceve. Bellingardo sinistro a girare sopra la traversa. Rimessa dal fondo con la Fata che appoggia, il rilancio che viene deviato, poi Sollena prolunga, arriva per primo Profeta ma c'è Ciulla che gioca in avanti, controllo di Quattrocchi, poi conclusione che si perde fuori, sfiora forse il palo qui lo Iacono. E a un minuto alla fine Vis ancora vicina al pareggio, questa volta con lo Iacono che si era coordinato bene, sicuramente non una giocata da difensore centrale per il numero 5 che ha già fatto vedere di avere doti balistiche importanti. Qui spinta plateale e anche un po' ingenua da parte di Chinnici, punizione per la Vis a 30 secondi dal 90esimo, poi tutto recupero e c'è Salvatore Casisa pronto a battere. Soltanto in 5 della Panormus a riempire l'area.
La battuta che è lunga, Presti Giacomo la fa uscire. Quattro minuti di recupero da quando riprenderà il gioco, dunque 240 secondi di speranze per la Vis e di denti da stringere per la Panormus, per una vittoria che, se dovesse arrivare, sarebbe pesante, anche perché è arrivata non nel miglior pomeriggio della squadra di Lo Giudice, che qui attacca con Imperato, uscita da parte di Lafate. Allora c'è vita per la Vis. Lo Piccolo, lancio lungo, interviene Provenza, rimessa. E riprende a piovere, tra l'altro. Questo potrebbe essere un ulteriore attore non protagonista di questo finale. Lo Piccolo, direttamente in area con le mani, colpo di testa di Lamotta, pallone che rimane in area, lontana Bellingardo. Poi Cutrona, steso da Lo Piccolo. Giallo per il terzino, il 2009, è entrato al posto di Pecorella nel corso del secondo tempo. Rimane a terra la Motta. Necessario l'intervento della panchina della Panormus. Quindi racconta la partita per l'ombrello. Verso l'area di rigore, allontanata. Poi recupera palla Arena batte lungo, intervento da parte di Novara. Poi Quattrocchi, Bellingardo gioca vicino ma sbaglia. Allora attenzione a Ciulla che lancia, ma lancia troppo lungo verso Moglie. Presti Giacomo. Presti Giacomo senza troppa fretta alla battuta lunga. Poi il controllo tentato da Imperato, fermato e comunque rimessa per la Panormus a 1 minuto e 15 secondi dal portare a casa una vittoria importante che porterebbe la squadra di Lo Giudice a quota 21, in attesa poi di scoprire anche i risultati degli altri campi e capire se i gialloneri manterranno il terzo posto in coabitazione con Cus Palermo e Trapani, magari otterranno qualcosa in più. Intanto fallo di Imperato, ultimo minuto di gioco in corso con la Vis Palermo in possesso per cercare di portare a casa quello che sarebbe il secondo punto del suo complicato campionato. Salvatore Casisa rischia qualcosa sull'attacco di Chinnici, però riesce a portare su palla Francesco Casisa, lungolinea, c'è Novara che viene anticipato, poi pallone che diventa buono per Arena ingresso in area, decide di defilarsi per andare sul fondo. Arena, contatto, rinvio dal fondo per la Panormus, e questa potrebbe essere la giocata che chiude la pratica, che se Arena è a terra Presti Giacomo per rimetterla in gioco, anche se si affida al piede di Mattaliano, l'uomo che sta decidendo questa partita col suo colpo di testa sugli sviluppi del calcio d'angolo. Direttore di gara che chiede la ripresa del gioco, fa cenno Mattaliano ai compagni di salire. Pallone lunghissimo, non riesce a prolungare Chinnici, poi la palla può diventare buona per Cutrona. Chinnici scivolata, palla fuori, rimessa Vis. Moglie di testa, poi prolunga
Quattro occhi, ma è finita la partita e ha vinto la Panormus. Tanta sofferenza, ma alla fine 3 punti per la squadra di Lo Giudice. Vanno fatti i complimenti però alla Vis Palermo, che ha giocato un'ottima partita ed è stata piegata solamente dal colpo di testa di Mattaliano, dopo che Bellingardo aveva portato in vantaggio la Panormus nel primo tempo e dopo che Mortillaro con un gran gol da fuori area aveva riportato la situazione momentaneamente sull'1-1. Panormus che chiude a quota 21 punti e inizia a quota 21 punti il suo 2024, rimane ferma invece a un solo punticino una Vis Palermo che però sta sicuramente crescendo e sta facendo vedere qualcosa che in chiave futura può sicuramente dire tanto. Allora, con il risultato di Panormus 2 Vis Palermo 1 chiudiamo questa diretta da Villa Sant'Alfonso. Grazie a chi ci ha seguito, naturalmente appuntamento alla prossima.